Contro la Giudecca, 6 indagati dalla Procura di Venezia, tra i quali i piloti della MSC, chi guidava i rimorchiatori. Reato contestato è pericolo di naufragio. Sempre più tensione tra Roma e Venezia sulle soluzioni. Il ministro Toninelli ribadisce non esiste alcuna soluzione Marghera. Zaia replica è falso, era stata decisa ancora prima di lui ma in un anno non ha fatto nulla, e sull'ipotesi Chioggia dice è inquietante. Smantellata dai Carabinieri di Milano un'organizzazione dedita allo smaltimento illecito di rifiuti dal sud al nord, blitz anche in Veneto. Omicidio di Cison, in queste ore l'autopsia sul corpo di Alessandro Sartor, definita decisiva per le indagini. Ieri intanto scarcerati 2 fratelli accusati del delitto. Anziana intrappolata nella cabina armadio della sua abitazione nel Padovano, la vicina la sente urlare e la fa liberare. La vicenda del lavoratore trevigiano, rimasto paralizzato dopo la sparatoria di Roma, diventerà la sceneggiatura di un film interpretato da Raul Bova. Telespettatori di Antenna 3, buongiorno e ben trovati. La prima edizione dei nostri telegiornali. Dunque in primo piano il caso dello scontro, ovviamente, delle navi in laguna, quanto accaduto domenica, lo scontro tra la MSC Crociera e il lancione turistico River Countess, perché ci sono i primi indagati in questa vicenda, sono 6. Intanto si continua a discutere sulle soluzioni alternative per le grandi navi a Venezia. Ci fa il punto della situazione il nostro Filippo Foist, appunto da Venezia. Filippo. Buongiorno da Venezia, dunque ci sono i primi indagati per l'incidente che si è verificato domenica sul canale della Giudecca. Si tratta del pilota e del comandante della MSC Opera più altri operatori del porto e dei rimorchiatori. Il reato previsto dall'articolo 1123 del codice di navigazione è danneggiamento con pericolo colposo di naufragio. Si tratta di un atto di garanzia chiarito la Procura per lo svolgimento delle consulenze che sono tuttora in atto. La nave, come vi abbiamo detto ieri, non è sotto sequestro e al momento resta attraccata alla stazione marittima di Sant'Elena. Sono stati invece sequestrati tutti i punti di movimento della nave, vale a dire i motorini per spostarla, il timone e la scatola nera. Su quanto è successo c'è anche un comunicato di MSC secondo il quale si è trattato di un'avaria al motore che avrebbe fatto accelerare la nave fino a rompere il cavo del rimorchiatore. Questa naturalmente è la posizione di MSC, poi saranno gli accertamenti della magistratura a chiarire con certezza quanto è accaduto. La nave non è sotto sequestro e sono già iniziati i lavori di ripristino dello scavo che era stato fortemente danneggiato dall'impatto con la banchina di San Basilio. Sono attualmente in corso i lavori di saldatura. La nave potrebbe lasciare Venezia entro venerdì alla volta di Bari. Tutti i croceristi tra l'altro saranno rimborsati del biglietto. Le indagini vanno avanti e vanno avanti anche le polemiche politiche su quello che deve essere la futura gestione delle grandi navi a Venezia. Il ministro Toninelli ha bocciato l'ipotesi di Marghera, per la quale non ci sarebbe un progetto di fattibilità, e rilanciato quella di Chioggia. Su Chioggia c'è stata invece una presa di posizione piuttosto netta da parte del presidente del Veneto, Luca Zaia. Se vogliamo fare un discorso serio su Venezia partiamo da un punto fermo, ha detto Zaia. Se c'è qualcuno che dice che non viene più a Venezia se la nave non passa da San Marco, sono io il primo di dirgli di stare a casa, ma l'ipotesi di Chioggia viene bocciata sempre dal governatore. E Zaia poi ha anche risposto a Toninelli, ministro da un anno, ma non accetto che si possa far passare l'idea che gli enti locali non decidono, tocca a lui muoversi, così ha detto Zaia. Questa per ora è tutto da Venezia, vi restituiamo la linea. Grazie Filippo Fois, lo hai accennato tu in queste parole anche Toninelli, che ha ribadito il suo no a Marghera. Allora sentiamo proprio un videomessaggio dello stesso Toninelli quando ieri sera è terminata il vertice urgente con l'autorità portuale di Venezia, con il presidente Pino Musolino. Sentiamo.
È appena terminata un'importante riunione al MIT sul dossier grandi navi. Due sono le notizie. La prima è che non esiste e non è mai esistito un progetto Marghera. Significa che il sottoscritto e il mio ministero non ha mai bloccato nulla, che ne abbia detto qualcheduno da ieri ad oggi. La seconda notizia è che continuiamo a lavorare per una soluzione finalmente definitiva che porti fuori le grandi navi da Venezia. Poche ore dopo la replica del governatore Zaia proprio sulla questione Marghera, ma anche poi sulla ipotesi Chioggia, che ha definito anche in queste ore inquietante. A Ringhi ieri sera il governatore del Veneto Luca Zaia ha parlato invece proprio del progetto Marghera, di un progetto che era precedente addirittura a Toninelli. Le parole dure di Zaia e l'estratto da Ringhi di ieri. Lui ha fatto una riunione il 19 febbraio 2019, cioè 19 febbraio 2019 vuol dire Toninelli è diventato ministro il 2 giugno del 2018, quindi luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio. C'è una riunione forte che abbiamo fatto. A novembre 2017 il ministro non era Toninelli ma era Del Rio. Sì. È stato deciso in comitatone, perché la sede ufficiale è comitatone, non le riunioni fatte per fare discussioni inutili. Però comunque, ripeto, a me non risulta che abbia fatto tutte queste riunioni e sfido il Ministro a dirmi quali riunioni ha fatto e a quali non ho partecipato sulle grandi navi, ed è stato deciso a unanimità nel comitatone, che è l'organo stabilito per legge, che la soluzione è usare il canale di petrolio, il canale Vittorio Emanuele e portare le grandi navi a Marghera. Lì abbiamo una banchina di 2 chilometri. Sa cosa ha detto Toninelli in diretta con Antena 3? Una sua frase tipo, tra l'altro: non mi fa entusiasmo l'idea di, come turista, passare con la nave a crociera lì a fianco alle petroliere. Okay. Per quel... È passato un anno. Bene, si deve dimettere secondo... No, guardi, io non mi occupo delle dimissioni o delle permanenze dei ministri, ho altro da fare, ma il ministro non può venire a fare commenti su una situazione che era stata decisa dal suo predecessore assieme a Comune e Regione. Vogliono farlo a Chioggia, intanto è passato un anno. Due, cioè a farlo a Chioggia è come chiedere alla sovrintendenza a Roma di aprire dei balconi nuovi sul Colosseo. Cioè Chioggia è una piccola Venezia tutelata, certo, vincolata, cioè pensare di portarci lì un home port, ecco, anche questa roba, forse il ministro ancora non le sa sta robe, gliele diciamo cortesemente. Venezia non è un porto dove arriva qualcuno, cioè, e si fa un giro col panino in mano per vedere Venezia. Venezia è un home port, cioè vuol dire che a Venezia iniziano e finiscono le crociere, è come Miami. Miami, chi vuol fare la crociera nei Caraibi parte e arriva a Miami. Quindi vuol dire che tutti i turisti americani, che vediamo, avete visto, neozelandesi eccetera, molto probabilmente quella nave stava scaricando i turisti, ne caricava di altri, prendono l'aereo a Venezia, arrivano in aeroporto a Venezia e si imbarcano. Persa Venezia, le compagnie di crociera eleggeranno come home port il Peloponneso, Istanbul, non andranno in giro per l'Adriatico. Queste le parole di Zaia ieri. Intanto abbiamo visto tanti video, tante immagini in questi giorni, a partire da domenica, dalla nostra edizione straordinaria. Il più impressionante è quello che vi facciamo spesso vedere della nave in arrivo frontalmente. È un altro video abbastanza impressionante, soprattutto per le parole che si sentono in onda. È un video pubblicato dalla Voce di Venezia in queste ore, ve lo riproponiamo. È un video da una ferry boat che assiste impotente a quanto sta accadendo, e guardate ma soprattutto sentite.
Davvero impressionante anche chi si sentiva parlare appunto per dare indicazioni per evitare l'impatto. Intanto sulla vicenda è arrivato anche l'appello degli albergatori di Venezia. Sentiamo il presidente Bonaccini. Siamo a rinnovare con fermezza e determinazione l'invito all'attuale governo a dar seguito alle determinazioni dei decreti sia comunali, sia regionali, sia legislativi proposti in merito al passaggio delle grandi navi a Venezia. La tragedia che è stata sfiorata trova una volta di più la sua disperante esigenza di soluzione. Le grandi navi non possono né devono più transitare per il canale della Giudecca e per il bacino di San Marco. È essenziale che vadano a Marghera, c'è il loro sfogo naturale, c'è la possibilità di farle giungere serenamente senza levare posto al lavoro e chissà che l'attuale porto di Venezia, quello che accoglie effettivamente le grandi navi, inizi un processo di riconversione, trasformandosi in uno yacht club, cosa che Venezia, città di mare, stranamente ancora non ha, potrebbe indiscutibilmente dare impulso ad una cantieristica, potrebbe essere addirittura il momento per cominciare a rispettare di più l'ambiente lagunare e le tradizioni marinarie di Venezia. C'è anche un dato collaterale interessante che viene dal Safety and Shipping Review 2019 di Allianz Global Corporate and Specialty, tra i principali assicuratori globali per attività commerciali, aziendali e per rischi speciali. Secondo questa indagine gli incidenti del trasporto marittimo a livello globale sono al livello più basso dal 2000 con un calo di oltre il 50% nel 2018 rispetto all'anno precedente per le navi di oltre 100 tonnellate lorde. Nel 2018 sono state segnalate 46 perdite totali di grandi navi, in diminuzione rispetto al 98% alle 98 di 12 mesi prima, a causa di un calo significativo anche dell'attività nel sud-est asiatico, punto critico, mentre quelle dovute alle condizioni meteo si dimezzano dopo stagioni più tranquille di uragani e tifoni. Insomma, c'è questo dato insomma, sull'incidentalità delle grandi navi che è in netta diminuzione rispetto al 2017, tra il 2017 e il 2018, insomma, da parte della Allianz Global Corporate and Specialty. Intanto si continua a parlare, avete visto lo scontro diciamo, sulla questione Venezia, è anche uno scontro evidentemente politico. È anche uno scontro politico tra Lega e Movimento 5 Stelle, uno dei tanti fronti critici tra i due alleati di governo. Ieri sera alle 20:10 si è parlato anche di questo, avevamo in studio l'onorevole Federico D'Inca del Movimento 5 Stelle e Alessandro Manera della Lega, assessore all'ambiente del Comune di Treviso, e si è parlato appunto della assenza del Ministro Toninelli in questo caso sia a Venezia nei giorni, la domenica stessa o nel giorno successivo, e anche l'assenza di Toninelli all'apertura della Pedemontana. Abbiamo raccontato ieri il primo tratto della Pedemontana. Ora sentite questo passaggio polemico tra i due ospiti di ieri sera. Lo dico veramente da amministratore, ma forse non era il caso che Toninelli prendesse un mezzo e venisse in loco, non dico a vedere risolvere il problema, però l'immagine, guardate, l'immagine è importante, perché curarsi degli interessi cittadini venendo in loco. Anche oggi a me non è piaciuto che non sia andato a inaugurare la Pedemontana, cioè tu prendi, vieni, puoi non essere d'accordo, ma rappresenti tutti, quindi doveva prendere, come si fa
in un comune, in una provincia, in una regione, e vieni in loco, perché non ci vogliono 2 ore da Bergamo, quando capita a Bergamo, di venire lì. È un'immagine diversa. Guarda che la pedemontana è regionale. Sì, ma non c'entra, ma tu inauguri una grande opera e non vieni, allora vuol dire che il Veneto è già autonomo se il ministro dei trasporti non viene a vedere l'inaugurazione della opera, oppure avviene questo, non prende la macchina e viene a sincerarsi quello che è avvenuto. Abbiamo inaugurato 7 ma non c'entra l'opera complessiva, è di un'importanza strategica. È strategica. Se avete aperto 95 km, avete aperto 7 km. Cosa vuol dire in termini economici la ragazzi, 7 km, diciamo che sono i primi, da casello a casello sempre per poter avere ogni volta un taglio del nastro. Poteva venire almeno il primo, si apre interamente le opere, almeno il primo. Invece adesso non è pronto nulla. Ho dato i fatti che è venuto questo, è venuto, no, ma siamo seriosi, è venuto questo, no, bugie, è venuto, ha preso la macchina, è venuto, aveva paura di venire a vedere, ma scusate, un ministro deve sincerarsi cosa avviene sul posto, visto quello che è avvenuto. Questo è un problema serio, non è uno scherzo, che ci lavora per risolvere. Per Venezia, sì, ma immagino, la risposta è stata stiamo facendo il comitato, è una visione amministrativa di andare in loco a sincerarsi e forse coordinare un po' e capire esattamente sul posto cosa sta facendo, oppure neanche spendere 2 ore di andare lì. La differenza che io trovo questa tra i 5 Stelle e la Lega, che il 5 Stelle è in un ministero, siamo chiusi forse troppo dentro, ci mancherebbe altro, ma tu prendi Salvini, non c'è mai al ministero suo. Cavolo, è possibile che alla fin dei conti ognuno non possa dedicare il tempo al suo ministero e in parte andare fuori? Perché non è detto che deve sempre in campagna elettorale o sempre davanti alle TV per farti vedere. Ancora dunque lo scontro che resta aperto tra Lega e Movimento 5 Stelle. Adesso lasciamo il tema grandi navi e andiamo con la cronaca. Dalle prime ore di questa mattina è in corso una vasta operazione contro lo smaltimento illecito di rifiuti tra Nord e Sud Italia, in particolare in Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Campania. I carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Milano stanno eseguendo un'ordinanza di misure cautelari e decreti di sequestri preventivi emessi dal GIP del Tribunale di Milano su richiesta della DDA nei confronti di una organizzazione ritenuta responsabile di traffico illecito di rifiuti, realizzazione di discariche abusive e intestazione fittizia di beni che avrebbero smaltito illecitamente circa 10.000 tonnellate di rifiuti provenienti dalla Campania e da vari impianti del nord Italia. E adesso la morte di Alessandro Sartori, il 45enne, morto per aver cercato di sedare una rissa a Cison di Valmarino. Convalidati i fermi nei confronti dei 2 fratelli nell'inchiesta appunto sulla morte, anche se poi sono stati scarcerati, appunto, anche se la convalida per uno si tratta dell'obbligo di firma, per l'altro gli arresti domiciliari. In queste ore intanto è decisiva l'autopsia sul corpo di Sartor. Escono di cella i fratelli Alberto e Francesco Stella, accusati di omicidio preterintenzionale per la morte giovedì notte a Tovena di Cison di Valmarino del 45enne Alessandro Sartor durante una rissa scoppiata nel locale Al Baccaro. In mattinata in carcere l'interrogatorio di garanzia di fronte al giudice Gianluigi Zulian, che nel pomeriggio scioglie la riserva. Entrambi scarcerati, arresti domiciliari per Francesco, 26 anni, solo obbligo di firma per Alberto, 31. Assistiti dal loro difensore, l'avvocato Danilo Riponti, i 2 giovani hanno fornito al GIP la loro versione dei fatti. Abbiamo risposto, abbiamo cercato di chiarire un episodio molto triste, ma nel quale i 2 Stella non hanno responsabilità penali. La vicenda necessita di un approfondimento giudiziario accurato. Ha contorni molto fumosi, ha circostanze che devono essere approfondite. Prima circostanza fondamentale è accertare le cause del decesso della povera vittima. All'esito forse si potranno ricostruire molti particolari, ma comunque hanno risposto molto a lungo e con grande chiarezza e con grande fermezza e determinazione. Il pubblico ministero Daniela Brunetti ha conferito nel pomeriggio al medico legale Alberto Furlanetto l'incarico per l'autopsia sulla vittima. La difesa ha nominato come proprio consulente il dottor Antonello Cirnelli. Fondamentale capire se il 45enne sia morto per i colpi ricevuti o se sia stato stroncato da un malore. L'avvocato preferisce non dire troppo della ricostruzione fornita dai 2 ragazzi che da subito si sono dichiarati innocenti, sostenendo che Sartor è caduto da solo. Lasciamo che l'autorità giudiziaria verifichi 1000 dettagli importanti che sono stati assicurati, perché se si trapelano questi dettagli poi si rischia di alterare l'indagine, le testimonianze e le ricostruzioni più corrette. I 2 giovani hanno potuto lasciare dunque il carcere come chiesto dall'avvocato. Quella di Francesco, la posizione ritenuta più grave, il difensore è convinto che però tutto verrà alla fine chiarito. Sono dei ragazzi solidi, sono dei ragazzi seri, con grandi responsabilità professionali e aziendali,
con grande coscienza di essere piombati in una situazione addirittura aberrante per la loro caratteristica di persona. Tuttavia è una situazione dalla quale hanno le motivazioni forti per uscire a testa alta, molto alta. Pochi istanti di pubblicità e torniamo subito ancora con la cronaca. Prima edizione del nostro telegiornale, ben ritrovati, ripartiamo dalla cronaca con un grave incidente a Massanzago, nell'Alta Padovana. Stava attraversando la strada in bicicletta sulle strisce pedonali quando è stata travolta da un furgone. Il bilancio dell'incidente avvenuto a Massanzago è di una 64enne ferita in modo grave, anche se non risulta essere in pericolo di vita. La donna, residente in zona, stava attraversando via Roma all'altezza del cimitero quando è stata colpita in pieno da un furgone che viaggiava verso Campo San Piero. Alla guida un uomo di 68 anni. La vittima è stata sbalzata a una decina di metri di distanza dopo aver sfondato il parabrezza. La bicicletta è finita ancora più lontano. Immediati soccorsi del 118 con il trasferimento all'ospedale di Padova. Sul posto la polizia locale del Campo San Pierese per ricostruire la dinamica. Non è escluso che l'autista sia rimasto abbagliato dal sole e non abbia visto la donna. Sempre dal Padovano, un'anziana che rischia di soffocare intrappolata nell'armadio. Grida disperate e sempre più forti colpi alle pareti, pensava di morire soffocata dentro l'armadio, invece le sue urla sono state udite dalla vicina di casa che ha allertato i soccorsi salvandole la vita. Un'anziana padovana domenica pomeriggio se l'è vista brutta, è rimasta intrappolata dentro l'armadio nella sua abitazione di via Montesuello. I vigili del fuoco, dopo aver individuato il punto da dove provenivano le grida, hanno sfondato la porta e sono riusciti a liberare la donna che era rimasta intrappolata nella cabina armadio, chiusa da fuori senza possibilità di apertura dall'interno. L'anziana era visibilmente agitata, ma una volta liberata si è ripresa senza bisogno delle cure mediche. Bocconi avvelenati per i cani, morta una barboncina, salvato in extremis un labrador e allarme in un paese del Vicentino. Monticello Conte 8, ancora animali domestici vittime di bocconi avvelenati. A pochi giorni di distanza 2 nuovi casi di cani intossicati e a perdere la vita una barboncina a Cavazzale nella zona di via Dalmazia. Negli ultimi giorni si sarebbe riscontrata in alcuni giardini la presenza di polpette avvelenate, presumibilmente con una sostanza tossica usata contro le lumache, e di bocconi contenenti chiodi. Nel secondo caso un labrador che probabilmente aveva ingerito i bocconi avvelenati è stato salvato in quanto portato prontamente dal veterinario. La situazione però sta creando allarme tra i proprietari dei cani della zona. Allora Manuel Bortuzzo, il nuotatore trevigiano rimasto paralizzato dopo la sparatoria di Roma, una vicenda che diventa un film. La storia di Manuel Bortuzzo, sin da quel maledetto 3 febbraio, ha colpito tutti. Il giovane nuotatore trevigiano, con il suo sorriso e la sua positività, nonostante i lunghi giorni in ospedale e la terribile diagnosi di paralisi delle gambe, ha conquistato l'affetto degli italiani e adesso sembra abbia catturato anche l'attenzione del mondo del cinema. Infatti quanto accaduto al 20enne di Morgano dalla notte della sparatoria nel quartiere Axa di Roma, lungo ricovero in ospedale fino al ritorno in piscina, passando per la riabilitazione, diventerà la sceneggiatura di un film. Le riprese dovrebbero iniziare nelle prossime settimane e ad interpretare Manuel, uno degli attori italiani più famosi, Raul Bova, con un passato alle spalle proprio di nuotatore. I due si sono incontrati qualche settimana fa a Torino in occasione della partita del cuore, un primo contatto in vista della pellicola cinematografica. Intanto Manuel continua la sua riabilitazione, davanti un obiettivo, le Olimpiadi di Tokyo 2020. Posso annunciarvi che ho finito oggi il mio primo step di riabilitazione a Santa Lucia e dopo 3 lunghi mesi finalmente posso tornare a dormire a casa che ho preso qui a Roma, e a breve inizierà il mio secondo step, ovvero quello di tornare a fare tutte le terapie in day hospital, ovvero in giornata continuerò a fare la mia palestra, continuerò a nuotare. Qui Manuel, nel giorno delle dimissioni dalla clinica romana dove sta facendo la riabilitazione, e il ritorno a casa. Il giovane non ha mai perso il sorriso in tutti questi mesi, sostenuto dall'affetto della famiglia e degli amici, una forza che lo ha portato anche a scrivere un libro per raccontare questi mesi tra sofferenza, speranza e tanta tenacia. Libro che anticiperà l'uscita nei cinema del film dedicato ad un giovane nuotatore trevigiano che ha insegnato molto a tutti noi. Sempre a Treviso, dove alle scuole medie Stefanini si è parlato di mafia e illegalità in occasione di un premio nazionale vinto dalla scuola. Noi
Noi cittadini è il titolo dell'opera realizzata dagli studenti delle scuole medie Stefanini di Treviso che hanno vinto il concorso sulla legalità promosso da Miure e Fondazione Falcone. Qualche giorno fa una rappresentanza di studenti ha partecipato a Palermo alle celebrazioni per la 27esima giornata della legalità in ricordo delle stragi di Capaci e Via D'Amelio costate la vita ai giudici Falcone e Borsellino. Questa mattina nell'istituto di Viale Terza Armata tutta la scuola ha potuto festeggiare il premio vinto e agli studenti che hanno contribuito a realizzare l'opera è stato consegnato un attestato. Alcuni di loro hanno letto alcuni passi del lavoro svolto. Potrei fare il commerciante e tenere testa come Libero Grassi a quelli che chiedono il pizzo. Potrei fare l'imprenditore e non piegarmi a ricatti e tangenti per poter lavorare. Commovente poi la testimonianza sul palco della dirigente dell'ufficio scolastico di Treviso, Barbara Sardella, palermitana, che ha vissuto in prima persona quei drammatici momenti che hanno segnato la storia dell'intero paese. Io ero una giovane studentessa universitaria e purtroppo per noi la decisione di questo dei magistrati è stata... Circolavamo per le strade con l'esercito, quindi non erano momenti facili per noi siciliani. Eppure fortunatamente poi il popolo ha reagito grazie anche all'opera di altri magistrati che hanno seguito l'esempio di Falcone e hanno continuato sulle loro orme. È positivo, ha aggiunto la dirigente scolastica, che i ragazzi abbiano interiorizzato i messaggi di Falcone e Borsellino. È fondamentale, ha spiegato, parlare di legalità agli studenti, anche perché, ha sottolineato, la mafia non è più solo una questione siciliana. Conoscenze prima, produzione poi riescono a dare il massimo, quindi vanno sicuramente incentivati, anche perché queste esperienze sono quelle che poi porteranno a casa come riserva personale per tutta la vita. Siamo in chiusura, vi lascio alle 13 fra pochissimo. Questa sera poi a 20:10 per parlare di autonomia con il professor Mario Bertolissi, costituzionalista. Adesso le previsioni del tempo, arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Prosegue il bel tempo sulle nostre regioni dove avremo anche un clima decisamente estivo, ma vediamo il dettaglio di martedì 4 giugno. Sul Veneto sarà ampiamente soleggiato ovunque con cielo al massimo poco nuvoloso. Dal pomeriggio non si escludono veloci acquazzoni sui rilievi. Temperature minime tra 14 e 19 gradi, massime comprese invece tra 23 e 28 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia dove avremo tanto sole su tutti i settori, ma anche in questo caso saranno possibili dei temporali, specie sui monti dell'Udinese. Temperature minime tra 15 e 20 gradi, massime oscillanti invece tra 24 e 27 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige dove il tempo sarà asciutto e stabile quasi ovunque al mattino, durante le ore pomeridiane invece si accenderà l'instabilità con qualche precipitazione a carattere sparso in esaurimento già in serata. Temperature minime tra 14 e 17 gradi, massime piuttosto calde sui 30 gradi circa. Bene, dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.